Sul fatto che un invaso di acqua possa portare benefici al territorio non si discute. Sul fatto che sia sicuro al 100% ce lo debbono dire i tecnici. Di certo non lo so io, non lo sa Bottacino. Così ieri il presidente Zaia a Breganze sulla diga del Vanoi, ma l'assessore Giampaolo Bottacino, una laurea in ingegneria meccanica e una vasta esperienza sul campo, una certa voce in capitolo sulla diga del Vanoi ce l'ha e come, da politico veneto e da tecnico. Perciò a inizio luglio la richiesta del Consorzio Brenta di presentare osservazioni sulle 4 ipotesi progettuali considerate nello studio di fattibilità dello sbarramento, Bottacin si è letto i documenti e un brividino gli ha attraversato la schiena. Ho chiesto alle mie strutture di intanto indicare subito questi aspetti di criticità rilevanti che si generano. Spiego rapidamente: un eventuale collasso della diga creerebbe un effetto domino facendo crollare anche la diga del lago del Corlo, quindi con ripercussioni non soltanto nella valle del Vanoi, ma anche in tutta la Valsugana, dal lago del Corlo in giù fino ad arrivare a Bassano. Un'ipotesi inquietante e impossibile da ignorare. Il rischio zero è evidente, non esiste, dice Bottacin. Proprio per questo, per legge, gli sbarramenti esistenti vengono gestiti con i cosiddetti piani diga. La Regione farà un test giovedì prossimo, simulando il collasso della diga in Val Canzoi. Il Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, che sta sperimentando questo sistema di allertamento della popolazione denominato IT Alert, adesso sta sperimentando proprio in questi giorni in provincia di Belluno e in provincia di Treviso, che sono le 2 aree coinvolte, l'ipotesi di un crollo della diga del lago della Stua. Il test IT Alert del 18 luglio coinvolgerà i comuni che verrebbero interessati in caso di evento reale. Nel Bellunese, Cesio Maggiore, Feltre, Sette Ville e 10 comuni nel Trevigiano: Crocetta del Montello, Giavera, Moriago, Nervesa, Pederobba, Segusino, Sernaglia della Battaglia, Valdobbiadene, Vidor, Volpago del Montello. Annota Bottacin: l'ipotesi collasso, prevista dalle normative vigenti, pur remota, deve essere considerata. Quindi le preoccupazioni di chi vive a valle di questi impianti deve essere massivamente considerata. Fra le 4 ipotesi progettuali della diga del Vanoi, la più sicura o la meno impattante, considerata dal Consorzio Brenta, è una diga che ha una capacità di 20 milioni di metri cubi d'acqua invasabili contro i 33 sperati, nulla rispetto ai 4 miliardi di metri cubi utilizzati per l'irrigazione. Ad ogni buon conto sembra certo che anche questo ennesimo tentativo di costruire un invaso sul Vanoi sia destinato a restare nel cassetto. Lunedì scorso l'assessore Bottacin ha incontrato il presidente della provincia autonoma di Trento, Fugatti. E come noto, insomma, la posizione della provincia autonoma di Trento è totalmente contraria e credo che in virtù del fatto che comunque l'impianto insiste nel territorio trentino, credo sarà difficile che questo impianto veda la luce.